ce le avevi anche queste iniezioni, almeno sono quando tu mi vai a istituire il 90 era 5.000 là, se non è più 90 mi danno il 70%. Il punto è che se tu sei rigido, poi 5 migliaia di soldi, devi iniziare a fare un aspetto. Tu, ovviamente, ti trovi in difficoltà, perché ti scusi. Quando devi andare a parlare della convenienza, non ce l'ha. Il 50% non ce l'hai perché sei cari il falso. Non ce l'ha. Questo è un problema, io dico dubito, cioè nel senso che tu di là non ci puoi, non puoi passare oltre. Ma se La mezza la stai giù, così, costa la stai giù, 600 euro iniziali, quello è la fine fine, se i costi della stagione sono 1.000 euro, viene 1.000 euro, l'idea mia, a 1.500 era quello, ma tanto li metti i soldi, non devo perché tu adesso devi essere chiamato a mettere la differenza. No, perché alla fine quando metterai devi tirarti fuori 450, 500, non metterai una 350, se arriverai a 600, 700, la cosa di qua, ma poi non devo ho capito ritirare. se è bello per fuori. Aspetta, Il problema è poi questo. perché non ho fatto i conti. Fare un fondo cassa iniziale che almeno non dico la metà di quello che sei, ma di 10.000. 10.000 significa diviso 20, 25, 26, 46. Quanto? 300-400 euro, giusto? No, forse anche più. Se ne mette. Poi che succede? Se arriva lo sponsor, che noi rispetto al cammino di sponsor ne facciamo 40, lavorano con stipendi e non c'hanno manco la famiglia, quindi Quando lavori, perché loro non lavorano. no, Non è così, è la passione, sono veramente io, non è una cosa, e anche se non fosse funzionale, le cose fossero andate in corso di io sarei in volo, perché non avrei giocato, forse allo stagione meglio. Ho capito, però tu le ragazze devono protestare, così come l'altra sera ti da spendere 50 euro, 100 euro di costo, quindi metti tutto. Cioè io penso che quello che stiamo parlando, sai, ragazzini, praticanti, non ci capiamo i praticanti con veri, già da un partito, lavorano forza di
Buongiorno da Scanso Rosciate, siamo in provincia di Bergamo per raccontare questa lunga giornata dedicata alle finali del campionato italiano dei dottori contabili e commercialisti di appunto campionato nazionale. Per il secondo anno consecutivo Sportisili si fregia di essere il media partner di questa manifestazione che dopo i bei risultati dello scorso anno, quando l'evento si svolse a Terrasini, provincia di Palermo, quest'anno appunto si sposta nel bergamasco per queste 4 sfide. Giovedì si sono disputate le 2 semifinali sia per la Coppa Italia che per quanto riguarda lo scudetto. Finale che vedrà ancora per quanto riguarda lo scudetto in campo i campioni d'Italia di Bergamo insieme ai giocatori di campioni d'Italia di Catania, scusate, contro la squadra di Bergamo. Finale invece per quanto riguarda la Coppa Italia tra Palermo e Milano. Questa mattina però noi siamo qui a Scanso Rosciate per le 2 finaline, però terzo quarto posto. La finalina terzo quarto posto di Coppa Italia metterà di fronte, come vedete, Foggia e Bari. Foggia in divisa giallo fluo, Bari in divisa totalmente rossa. E poi a seguire Napoli contro Trani per la finalina terzo quarto posto del campionato. Tutto pronto per l'inizio della partita, con il Foggia che sarà incaricato di dare il primo giro al pallone. E noi siamo naturalmente pronti per raccontarvi queste 4 gare, partendo naturalmente da questa prima, da questa iniziale. Poi ricordo ci sposteremo ad Alzano Lombardo, allo stadio Pigna di Alzano Lombardo per le finalissime, come abbiamo detto, Palermo-Milano per la Coppa Italia e Bergamo-Catania per lo scudetto. Primo giro al pallone che invece verrà dato dal Bari, quindi tutto pronto per l'inizio della partita. E si parte, e allora mettetevi comodi per l'inizio di questa, possiamo dirlo, di questa Final 8 dopo la disputa delle semifinali. Adesso è la volta delle finaline qui da Scanso Rosciate. Allora Bari che inizia il suo giro, partita iniziata con abbondante ritardo, quasi un'ora di ritardo rispetto al programma, dove iniziare, ricordiamo, alle ore 9. A seguire, ricordo appunto, la finalina terzo quarto posto del torneo scudetto, inizialmente prevista per le 11:30, ma in questo caso ci sarà del ritardo. Poi ricordo alle ore 15 da Alzano Lombardo allo stadio Pigna la finalissima Coppa Italia. Poi a seguire, orario previsto 17:30, la finale per assegnare il titolo. Intanto Bari che gira palla, prima di entrare in cronaca con il servizio in avanti all'indirizzo del numero 18 Michele Scianatico, poi posa con l'apertura sulla destra, servizio per vie centrali, riesce ad arrivare questo pallone per la conclusione che attraversa tutto lo specchio della porta. Ci ha provato Cosimo Scianatico dopo 1 minuto e 20 di gioco. Prima occasione
E dunque rinvio dal fondo per Giordano, il portiere di Foggia. Palla giocata in verticale all'indirizzo di Pastore, che prova a controllarla, subisce forse anche un colpo, non secondo il direttore di gara. Esce il sole finalmente anche sulla Lombardia, sulla provincia di Bergamo. Tanta pioggia anche nelle prime ore del mattino di oggi. Tanto ci ha rimessa per Marasciulo il tocco per la giocata di Michele Scianatico, poi Cosimo Scianatico provano a duettare, c'è l'intervento da parte della difesa foggiana, poi Pastore, bello qui il dribbling, ancora Pastore con la giocata, il tocco per Mafucci, poi lancio in avanti sempre per il numero 9, anticipato nella sua giocata, quindi Mafucci va a completare l'11 del Foggia. A breve andremo a vedere anche la composizione dell'11 di Bari. Lancio lungo, colpo di testa di Marasciulo, poi non riesce ad arrivare sul pallone Posa, ci pensano i due Scianatico. Ora Posa cerca di lanciare sulla destra all'indirizzo di De Santis, il quale la controlla, se la porta sul sinistro De Santis, opera il cross troppo lungo per tutti, non si accontenta del fallo laterale Trinastic, che la mette giù. E allora le formazioni, partendo da quella di Foggia, che manda in campo tra i pali Giordano, poi in ordine, diciamo, magari non numerico, casomai ci possiamo aiutare anche con le indicazioni che arriveranno dal campo, col numero 17 Trinastic, col numero 13 Campanaro, col numero 5 Cagnazzo, col numero 7 Recchia, col numero 23 Apicella, numero 11 di Giulio, numero 10 di Franco, numero 9 Mafucci, numero 30 Pastore, numero 46 Bruno. Risponde il Bari in porta col numero 22 Fino, poi questa volta in ordine numerico col numero 2 Facchini il capitano, col numero 3 Marasciulo, col numero 4 Pirolo, numero 8 Napoletano, numero 9 Cosimo Scianatico, numero 16 Posa, numero 18 Michele Scianatico, numero 19 Tolio, numero 24 De Santis, numero 26 Bonerba. Ricordo che potrete seguire tutte le partite qui sul nostro canale YouTube e poi naturalmente anche quelle che sono le immagini salienti, ma intanto attenzione a Mafucci che prova a sgusciare sulla linea del fuorigioco, tocco largo sulla sinistra per la giocata di Apicella, poi qui di Giulio con il dribbling, la giocata che non gli riesce, poi prova a tornare sul pallone, viene fermato forse con il fallo Bruno, si gioca secondo il direttore di gara, e allora prova a ripartire Bari con Michele Scianatico, cerca la giocata, ancora il 18 col servizio per Cosimo Scianatico, vie centrali, c'è Pirolo che allarga a destra per Capitan Facchini. La giocata sulla destra con la chiusura iniziale da parte della difesa foggiana, alla fine interviene Trinastic che cerca il lancio a sinistra dalle parti di Apicella, poi sopraggiunge Mafucci, fermato col fallo, in questo caso Recchia, punizione Foggia. Ricordiamo che nell'appuntamento del 2025 che si è svolto a Terrasini, provincia di Palermo, è stato proprio Palermo a vincere la Coppa Italia e, come abbiamo detto prima, Catania in finale contro i detentori, in quel caso del titolo, ovvero sia Bergamo, a conquistare il titolo, a conquistare lo scudetto. Qui intanto attenzione alla corsa sulla destra da parte di Pirolo che prova a mettere in mezzo, c'è l'opposizione da parte di Bruno e primo calcio d'angolo della partita in favore di Bari, proprio con il numero 4 Pirolo alla battuta. Mucchio di giocatori in area di rigore, la battuta di Pirolo lunga, l'uscita comoda per Giordano. Ricordo anche che la prossima edizione, almeno da quanto c'è stato
predetto nelle scorse ore si svolgerà con ogni probabilità in Abruzzo, a Pescara. Naturalmente staremo a vedere. La giocata di Capitan Cagnazzo per Foggia, poi Campanaro, Pastore cerca di suggerire a Trinastic, il quale viene fermato da Marasciulo, e allora Bari in palleggio. Facchini non sa a chi darla, poi si appoggia a Pirolo, ancora Facchini. Giocata sempre sulla destra con Pirolo che cambia lato, va da Bonerba. Marasciulo. Qui l'intervento ai danni di Michele Scianatico, fallo laterale per Bari, con Marasciulo che prova ad andare da Cosimo Scianatico, il palleggio del numero 9 per ancora Marasciulo. Bonerba, avanza Bonerba, non sa a chi darla, va da Marasciulo. Marasciulo cerca di suggerire in avanti, Cosimo Scianatico accerchiato dalle maglie giallo fluo di Foggia, poi chiusura di Pastore ai danni di Michele Scianatico, rimessa Bari, si è andato ad occupare Marasciulo. Qui la giocata sull'out di sinistra tentata da De Santis, respinto il suo cross da Campanaro, e secondo calcio d'angolo in favore di Bari. Con le indicazioni anche da bordocampo per i giocatori in maglia rossa. Pirolo alla battuta dell'angolo, pallone scodellato in mezzo, colpo di testa da parte di Cagnazzo. Attacco vivo per Bari con il cross, Giordano con i pugni, evita guai, attenzione però al recupero palla iniziale da parte di Posa, fa buona guardia però il numero 10 foggiano Di Franco. Poi Trinastic per Mafucci, Di Giulio, la scaricata indietro ancora per Di Franco. Palleggia dalle retrovie Foggia, tiene alta la pressione, in realtà tiene alto il pressing Bari per non lasciar palleggiare i giocatori in maglia giallo fluo. Cagnazzo, qui c'è un buco, prova a prenderlo in qualche modo Bruno, attenzione perché rischiano tanto al limite dell'area i foggiani. Viene fermato inizialmente Di Franco, ma la palla in qualche modo passa. Bruno, Recchia, vuole palleggiare con calma, poi c'è la corsa improvvisa da parte di Apicella che però non trova compagni, la palla si perde. Marasciulo per Foggia che sembra più sul pezzo, più pericolosa, anzi per Bari, scusate, naturalmente. Palla giocata in avanti da Tolio, in qualche modo arriva a destinazione, poi tentato l'inserimento qui da parte di De Santis, fa buona guardia alla difesa foggiana, avanza a campo aperto Di Giulio che riesce a passare su Posa che però poi lo ferma. Pirolo, tocco per Michele Scianatico, ancora per i centrali, poi servizio largo su Marasciulo, legge bene con calma la situazione Trinastic e la fa sua dopo il suggerimento di Napoletano che non è andato a destinazione. Di Franco, Pastore cerca di suggerire la corsa di Trinastic, non preciso, e allora rimessa per Bari con Marasciulo. Bonerba, Marasciulo, pallone suggerito indietro da Posa ancora per Bonerba, prova a servire in verticale, interviene però Pastore, e allora Di Giulio indietro
Palleggia adesso Foggia con Trinastic a destra, buona qui la soluzione per andare da Capitan Cagnazzo. Apicella, Bruno, Recchia. Cagnazzo, Campanaro cerca il suggerimento qui un po' forzato, infatti perde palla il numero 13 di Foggia, allora prova a correre Michele Scianatico, è in area, scarico indietro per Posa, la sterzata, poi tocco per Pirolo, al limite Pirolo cerca luce per il tiro, lo fa partire, conclusione alta sopra la traversa da parte di Pirolo. E ancora una volta Foggia si rende pericolosa, questa volta col destro di Pirolo che già l'anno scorso si era messo bene in luce nonostante Bari non sia andata in fondo. Ricordiamo lo scorso anno le semifinali e le finali integralmente in diretta sul canale YouTube di Sportisili. Qui intanto riesce a bucare il primo velo di pressing Foggia con Trinastic che prova a lanciare in avanti, la palla è rimasta in campo, aveva dato l'idea di uscire in fallo laterale. In ogni caso prova a ripartire Bari, non ci riesce, non passa la palla di Marasciulo. Rimessa per Foggia con Trinastic pronto sul punto di battuta. Battuta in avanti, colpo di testa a mettere fuori da parte di Marasciulo, poi prova a passare Michele Scianatico che serve Posa. Vediamo se riesce a distendersi in ripartenza. Bari con Pirolo, servizio fuori gioco di De Santis. Allora punizione Foggia. Giordano, il tocco per Campanaro che cerca compagnia a servire, trova Di Franco che è bravo ad aggirare il pressing, però non riesce a servire Mafucci che voleva la palla in verticale. Tolio sbaglia anche lui. Trinastic allora per Giordano. Giordano che va a lanciare, prova ad arrivare Di Giulio, la palla arriva a Mafucci che poi sia regolare perché non l'ha toccata il numero 11. Mafucci passa in mezzo a due, ancora Mafucci, il tocco per la conclusione che si perde fuori. Qui buona chance per Di Giulio che era anche lui in posizione regolare, non è riuscito ad approfittarne. La palla già rimessa in gioco da Foggia, non può arrivare però De Santis, anzi da Bari ovviamente. Rimessa per Foggia con il colpo di testa di Mafucci ad armare la corsa di Apicella. Scatta Apicella, il cross di testa Marasciulo con calma. Poi Pirolo aggredito da Mafucci che poi nella corsa allo sgambetta, calcio di punizione già battuto da Pirolo che affretta. Facchini riesce a passare, a far passare il pallone qui De Santis. Pirolo largo a destra, propone il cross intercettato da Bruno, poi Recchia. Qui perde palla Bruno e allora Bari reimposta con il numero 8 napoletano. Bonerba, Marasciulo, Posa viene incontro e riceve Cosimo Scianatico, anzi in realtà si trattava del numero 24 De Santis che però non è riuscito a controllare bene. Allora Giordano può fare la sua senza grossi problemi. Cagnazzo allarga per Campanaro che si è messo tutto a destra per ricevere.
Qui passaggio ancora sbagliato da Campanaro e allora Bari torna ad attaccare con Pirolo. Marasciulo, ancora Pirolo, allarga su De Santis, passa dal centro, Marasciulo prova ad inserirsi, è accerchiato, in qualche modo si libera della palla, va da Pirolo. Facchini, Napoletano, verticale, qui esagerata, in qualche modo la palla passa, De Santis col sinistro, palla alta sopra la traversa, il tentativo del numero 24 con Bari che continua ad assaltare la porta foggiana. Qui rilancio impreciso di Giordano, la palla destinata indietro per l'estremo difensore Fino, che però manda la palla in fallo laterale. Rimessa per Trinastic. Di Franco cerca compagni da servire, va da Trinastic, in qualche modo riesce ad andare da Cagnazzo. Di Giulio si è mosso Mafucci, che però non è stato servito, allora sulla sinistra Bruno con il cross per il suo numero 9 che prova ad andare di testa, palla che però si perde fuori. Superato il 19° minuto. Bruno qui alla riconquista, palla recuperata da Foggia che però non riesce a gestirla bene con Pastore, e allora a buon gioco Bari con Tolio, verticale su Pirolo che vince un rimpallo, poi va da De Santis, pressato e fermato e non riesce neanche a guadagnare la rimessa il numero 24 barese. Tanto si stanno diradando le nuvole qui su Scansorosciate. La sensazione è che il tempo sia in graduale miglioramento. Il meteo. E infatti arriva anche un sole un po' più corposo sulla località in provincia di Bergamo. Lancio di Cagnazzo, impreciso, a buon gioco Tolio che poi la indirizza su Posa. Pirolo, Bonerba, Marasciulo, ancora Bonerba, Tolio. Si propone Facchini a destra, Bonerba va dall'altra parte perché si è liberato Posa, buona la palla, Posa in qualche modo la controlla, poi arriva su di lui Pastore in recupero. Di Franco, fallo di Posa, calcio di punizione. A terra Di Franco, che però si rialza. Punizione per Bari con Cagnazzo che la propone verso l'area, Mafucci prova a spizzarla, si riparte dal fondo, ultimo tocco è di Mafucci. Riparte Bari, De Santis fermato da Recchia. Con le mani allora Facchini, ancora a cercare il suo numero 24. Cross al centro, Michele Scianati insegue la palla, poi Pastore chiude in maniera un po' rischiosa e poi alla fine risolve
con l'uscita Giordano. Panchina abbastanza corta per Foggia, che ha a disposizione solo 4 giocatori, leggermente più folta quella di Bari, che però in realtà ha seduti in panchina 8 componenti. Se ne risultano 11 indistinte, da capire chi fa effettivamente parte della contesa. Sono invece in 4 per appunto Foggia. Marasciulo, anticipo secco da parte di Trinastic, poi ancora Marasciulo su di lui, e allora Michele Scianatico, largo per il suo terzino sinistro, affrontato e fermato da Campanaro con buona scelta di tempo. Trinastic per Di Franco, poi Di Giulio, ancora Di Franco, l'11 e il 10 che duettano, arriva Pirolo a recuperare. Facchini, qui con calma sempre. Pirolo, è lui che tesse trama e ordito del gioco per Bari. Bonerba, Marasciulo, palla verticale con Cosimo Scianatico che riesce a fare sponda su Posa, poi allarga a destra male il 16, c'era lì pronto De Santis. Qui siamo a pochissimi chilometri dal letto del fiume Serio, che scorre trionfante insieme all'altro fiume, ovvero sia il Brembo. C'è qui intanto fallo ai danni di Pirolo. Tanto proteste dalla panchina di Bari perché volevano il cartellino giallo per questo intervento, se ho visto bene, da parte di Di Franco. Il direttore di gara va a placare gli animi. Comunque bellissimo il centro sportivo qui a Scanso Rosciate, c'è un altro campo di calcio a 11, poi anche un paio di campi di tennis indoor, il tutto avvolto nella natura della Valseriana. Marasciulo, palla verticale a cercare la corsa di De Santis, che ha cambiato lato per l'occasione, qui non impatta con la palla, e allora buon gioco Cagnazzo, la perde però Cagnazzo. Allora attenzione a Bari che riconquista con Posa con il cross, fuori gioco da parte di Cosimo Scianatico, a nulla vale il tapin vincente da parte di De Santis, e calcio di punizione per Foggia. 26esimo minuto in corso, sempre parziale di 0-0 in questa finale, terzo e quarto posto del tabellone di Coppa Italia per il campionato italiano dottori contabili e commercialisti edizione 2026, qui da Scanso Rosciate, provincia di Bergamo. Ricordo ancora una volta, a seguire orientativamente intorno alle ore 12 la sfida tra Napoli e Trani per il terzo e quarto posto del mini tabellone scudetto. A partire dalle ore 15 invece le due finali per i due trofei, ovvero la Coppa Italia che metterà di fronte i detentori di Palermo e Milano, e poi
orientativamente 17:30, la finale scudetto, il rematch di quanto si è visto 12 mesi fa a Terrasini, provincia di Palermo, tra i padroni di casa di Bergamo e i detentori del tricolore di Catania. Bruno con l'aggancio di Apicella che lo ha servito, poi Di Franco prova ad accelerare contro Napoletano, cerca di seminarlo, c'è Mafucci che si propone al centro, ancora Di Franco col dribbling, Di Franco ingresso in area, Di Franco e l'ha toccata qui con un grande intervento fino, palla in calcio d'angolo, la prima vera palla gol della partita di Foggia, stava già per diventare materiale per cambiare il punteggio, ma Fino si è opposto alla grande sul tiro a giro di Di Franco. Ora calcio d'angolo, palla sul primo palo, doppia svirgolata, rischio autogol molto alto, sarà corner dall'altra parte, 2 angoli in pochi secondi per Foggia che adesso si fa pericolosa. E vediamolo questo tiro dalla bandierina per la squadra in maglia giallo fluo, pallone che spiove, un po' più arcuato sul secondo palo rispetto a prima, di testa Marasciulo, poi arriva per primo Cosimo Scianatico che cerca il tacco per Marasciulo, lo trova, Marasciulo prova a correre, lo ferma però con ottima scelta di tempo Di Franco, il quale si è probabilmente messo in partita dopo la giocata precedente. Apicella, Di Franco fronteggiato da Posa, tocco largo per Recchia, Bruno va da Apicella, lo trova, Apicella fronteggiato da Pirolo che lo ferma col fallo secondo l'arbitro. Il direttore di gara che si spiega con l'autore del fallo prima dell'esecuzione del calcio di punizione che verrà affidata a Recchia, ha già battuto Recchia, e allora attenzione alla conclusione di destro alta, si è visto bene da parte di Di Franco, e dunque può rinviare dal fondo Fino quando sta per scadere anche la mezz'ora del primo tempo su una scanso-rosciata ormai soleggiata. Permane lo 0-0 tra Foggia e Bari, finale terzo e quarto posto del tabellone di Coppa Italia del campionato italiano dottori contabili e commercialisti. Napoletano si propone Michele Scianati, con la palla è per lui, Michele Scianati con l'uscita di Giordano non perfetta, e allora poi Scianati ci riprova con Giordano che gliel'ha ritoccata e gli ha negato la ricezione. Pirolo gioca la palla sulla destra, De Santis converge per vie centrali Posa, Pirolo può essere zona tiro per lui e infatti ci prova, respinge Cagnazzo, per palla che rimane lì, c'è Posa che la piazza, pallone fuori, torna a farsi vivo l'attacco barese. Dopo lo scampato pericolo di prima sulla conclusione di Di Franco, nuova opportunità per la squadra in maglia rossa. Mafucci prova a dare fastidio a Marasciulo che però è lucido anche nella giocata, poi viene raddoppiato, ma ancora Marasciulo molto bravo qui il numero 3. Trinastic può andare alla battuta della rimessa con le mani. Mafucci in mezzo a due, non passa anche senza fallo Bonerba.
Pirolo, Tolio, Pirolo, palla larga per il suo capitano Facchini, Tolio può avanzare con calma, poi palla lunga, troppo lunga per tutti, a buon gioco qui con facilità Giordano. Di Franco scambia con il suo capitano, ovvero con Cagnazzo, poi Campanaro, Trinastic, il palleggio, poi qui tentata la giocata da Di Giulio senza successo, poi prova a passare Di Franco e subisce fallo, si gioca per il vantaggio Di Giulio, verticale per la corsa di Mafucci che è partito in posizione regolare, occhio Mafucci, uno sguardo al centro perché sta arrivando dall'altra parte Apicella, anticipato, attacco ancora vivo però per Foggia, con Bruno che alleggerisce per Recchia. Recchia scavalca ancora per Mafucci, questa volta forse era in fuorigioco, in ogni caso Fino la fa sfilare, non senza brividi. Fino chiama a gran voce Marasciullo che stava parlando con il secondo assistente, probabilmente anche per chiedere nomi sulle scelte, perché comunque Mafucci, come abbiamo visto anche l'anno scorso, è molto fastidioso a muoversi sul filo del fuorigioco. Qui intanto buona la giocata anche con un po' di fortuna da parte di Michele Scianatico, poi Cagnazzo ferma Cosimo Scianatico, un po' in difficoltà, numero 9 che non sta riuscendo ad incidere, ad imporsi. De Santis qui con la sterzata, tocco per Posa, Posa cerca la palla dentro per Michele Scianatico che non può arrivare. Ecco anche Michele Scianatico dice a Posa calcia, dato che non c'era più luce per il passaggio, si era già disposta la linea difensiva foggiana. Pallone lungo, di testa Marasciulo, poi Michele Scianatico fermato da Di Franco. Si propone e riceve Apicella. Di Franco si era proposto Di Giulio, ma c'è tutta aperta a destra Pastore, lo vede e lo serve. Pastore qui con la palla in verticale a cercare Di Giulio, la chiusura di Bonerba. Di Giulio però è più rapido, rischia anche di guadagnare fallo, qui forse un po' di malizia in più, ovviamente poteva anche andare giù e conquistarla, non ci ha pensato. Facchini, entriamo negli ultimi 10 minuti di questo primo tempo, dubito che ci sarà qualcosa da recuperare, gara abbastanza scorrevole, pochissime interruzioni, pochissimi fischi, com'è comunque nella logica di questi tornei, di questi eventi che assegnano per carità dei titoli di categoria, ma che alla fine mantengono anche un clima sereno. Qui Marasciulo con la palla in mezzo, Giordano con calma. Rilancia Giordano, ricordiamo che anche in questi contesti da regolamento il portiere ha 8 secondi per giocare la palla. Qui intanto giallo per Mafucci che allontana la palla, che è un po' gratuita, la munizione presa dal numero 9 della formazione guidata, in realtà senza guida tecnica, a dire la verità. In panchina c'è una buona componente dirigenziale, ma
senza guida tecnica. Qui attenzione al colpo di testa per Michele Scianatico e ci deve mettere il piedone Giordano per metterla in fallo laterale. Questa forse è la più ghiotta opportunità per Bari con il cross. Giordano che la mette subito in gioco. Bruno scambia con Apicella, passaggio di ritorno troppo lungo, allora rimessa per Bari che torna a premere sull'acceleratore. Cosimo Scianatico cerca di liberarsi perché ha anche compagni da servire, alla fine la palla viene messa fuori, poi il tocco di De Santis con la spalla, ma comunque da rimessa per Foggia. Qui intanto la giocata sbagliata da Foggia, adesso pallone per Michele Scianatico che cerca di liberarsi e anche di girarsi, ma è bravissimo Di Franco, poi a spezzare anche il raddoppio. Ottima giocata del 10 che salta anche Marasciulo, scivolata fallosa, giallo. Qui Cagnazzo ha colloquio con il direttore di gara che gli spiega alcune scelte arbitrali. Cagnazzo non particolarmente convinto, a dire la verità. E dunque calcio di punizione per Foggia. Fischia l'arbitro, siamo a poco più di 6 minuti dall'intervallo. Palleggia la squadra foggiana, viene incontro Bruno che però perde il contatto col pallone. Allora lancio lungo di Tolio, l'anticipo secco da parte di Recchia, Recchia allarga su Pastore, con calma su Trinastic che si gira, poi altra virata del numero 17 che cerca di accelerare. Pastore per vie centrali, Recchia, ma Fucci forse trattenuto, si gioca, c'è Cosimo Scianatico, resiste anche lui da una trattenuta. Pirolo fermato da due giocatori, ma alla fine la palla arriva comunque a De Santis. De Santis riesce a puntare a saltare De Santis, uscita di Giordano che è sempre nel punto giusto, mentre intanto c'è un problema credo per Recchia. Forse sistemare uno scarpino destro. Necessario l'intervento anche della panchina dei foggiani a 5 minuti dall'intervallo di metà gara.
Si riprende con Recchia che per il momento rimane fuori. Non mi pare di aver avvistato movimenti a bordo campo. Rientra Recchia col direttore di gara che gli ha dato l'ok, quindi si torna in parità numerica per gli ultimi 3 minuti più recupero eventuale di questo primo tempo tra Foggia e Bari. Gara valida per la finalina, terzo e quarto posto del tabellone di Coppa Italia dell'edizione 2026 del campionato nazionale dottori contabili e commercialisti. Dottori commercialisti e esperti contabili. Tanto calcio d'angolo con la palla che spiove, colpo di testa tentato da Tolio, salvataggio sulla linea. Mafucci prova a partire, poi rallenta. Tolio su Mafucci, conquista il massimo qui l'attaccante dei foggiani. Qui con tutta l'esperienza del mondo si è andato a prendere il calcio di punizione. Mafucci. Fischia l'arbitro con Campanaro che batte, direzione Mafucci che prova a staccare, ostacolato da Bonerba, poi Tolio, Pirolo, virata per guardare la porta avversaria, Cosimo Scianatico può avanzare con calma, tocco per Marasciulo, allarga a destra, c'è Pirolo, sovrappone anche Capitan Facchini, visto e servito. Facchini con il cross arcuato al limite dell'area, Pastore allontana così così, poi Marasciulo riconquista, ancora Marasciulo col tocco per Cosimo con De Santis. In realtà ottima la giocata, ottima anche l'uscita di Giordano. Tanto la palla lunga per Mafucci, capisce tutto Tolio. Qui non riesce la giocata di Franco. Pirolo, verticale per Cosimo Scianatico che non riesce ad arrivare. Allora Giordano, Campanaro, Trinastic. Campanaro. Palla per Pastore che spalla alla porta, deve in qualche modo provare a giocarla. Lo chiude Marasciulo, fallo laterale Bari. Mentre stanno scadendo i primi 45 minuti. Trinastic la calcia addosso a Marasciulo. Rimessa, ma per l'arbitro può bastare. È 0-0 dopo il primo tempo tra Foggia e Bari. Qualche occasione da una parte e dall'altra, ma fin qui equilibrio e soprattutto risultato corretto dopo i primi 45 minuti.
Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra Foggia e Bari, gara valida per finale terzo e quarto posto del tabellone di Coppa Italia del campionato italiano. Dottori commercialisti ed esperti contabili. Tanto c'è un cambio per Bari. A breve lo andrò ad annotare. Inizia la ripresa con il primo pallone gestito proprio da Bari. C'è un fallo però commesso da Napoletano, è uscito De Santis per Bari, al suo posto maglia numero 7 per Rubini. Per il resto non è cambiato niente tra le due formazioni, con Foggia che manovra con Recchia a sinistra, lancio lungo a cercare Mafucci, scavalcato, interviene Tolio, poi Michele Scianatico, Napoletano in avanti, l'anticipo di Cagnazzo che qui riesce anche nel dribbling. Ancora Cagnazzo, la palla è buona per la corsa da parte di Apicella che è in posizione regolare. Apicella, il miracolo da parte di Fino, palla in calcio d'angolo. Opportunità enorme qui per Foggia, subito per portarsi in vantaggio dopo neanche un minuto. Occhio alla palla che spiove, il tocco riesce a liberare la difesa, poi tiro dalla distanza alto. Pallone già giocato in avanti da Bari col tocco per Michele Scianatico. La corsa è il 18, Facchini sovrappone, va con il cross, c'è la deviazione, Giordano. Palla in avanti per Foggia con Mafucci, che però rientrava dal fuorigioco. Allora punizione. Gestione da parte di Bonerba, poi Pirolo. Qui l'avanzata a sinistra, proprio con il nuovo entrato Rubini, che guadagna calcio d'angolo. Allora, occhio alla battuta. Pallone sul primo palo, allontana Trinastic, ancora giro in bandierina per la formazione in maglia rossa, questa volta giocata corta su Pirolo. Pirolo cerca di liberarsi, affrontato da Di Giulio che però lo ferma. Poi ancora Pirolo che conquista fallo laterale, non demorde il numero 4 barese. Qui posa, affrontato e fermato ancora da Di Giulio. È rimessa per Bari, proprio con Pirolo, che lascia a Marasciulo.
cercato sulla corsa Rubini, mette in mezzo il pallone, uscita di Giordano a farla sua, fa salire i compagni Giordano, da distinta il Bari porta altri 10 giocatori, oltre a Rubini che è già entrato, ce ne sono però 7 in panchina, in ogni caso ve li elenco tutti, mentre qui Tolio recupera palla, quindi magari a breve vi elencherò i giocatori a disposizione di Bari. La palla però esce, ci consente allora questa pratica. Allora in panchina c'è Montinari, Iovene, Cioce, Traversa, Campanelli, Coratella, Gurrieri, Filograno, Bello e De Biase. D'altra parte in panchina molti meno giocatori. Per Foggia si tratta di Gravina, Bellusci, Viscio e Agostinelli. Qui intanto Cosimo Scianatico prova a passare, lo ferma Recchia. Pochissimi palloni giocabili per il numero 9 barese. Qui c'è stato il tocco da parte di Michele Scianatico, che probabilmente sarebbe riuscito a conquistare la palla anche e soprattutto senza toccarla. C'è la rimessa per Recchia per Foggia, Mafucci lotta, aggredito da 2 avversari, poi guadagna fallo laterale ancora Recchia. La battuta di Recchia ancora su Mafucci, dovrebbe averla toccata lui, sì. Reclama anche un fallo che non arriva, allora rimessa per Facchini. Pirolo subito di prima, Michele Scianatico, controllo non perfetto e palla che si perde fuori. Qui fallo di Facchini. Battuta lunga a cercare Mafucci, colpo di testa, pallone che diventa buono per Di Giulio. Di Franco, subito pressato da Pirolo, riesce a spezzare ancora una volta il raddoppio. Per l'arbitro non c'è fallo questa volta. Protesta il numero 10 Foggiano mentre riparte Bari. Tocco per vie centrali su Michele Scianatico. Fronte alla porta, può allargare su Facchini, lo fa. Facchini, cross, troppo su Giordano che la chiama e la fa sua. E rinvia subito, rientra fuori gioco per Mafucci. Troppa fretta in questo caso per Giordano, che si scusa con i compagni. Napoletano. Di prima il servizio per Michele Scianatico, che non può arrivare neanche su questa. Cagnazzo, largo, non semplice questa palla per Trinastic, che prende il centro. Mafucci riesce ad arrivare sulla palla, viene però fermato, l'arbitro fischia fallo contro Napoletano. Tanto c'è Posa a terra, con un po' di dubbi sul fischio in favore di Mafucci. Io so che per fare tanto animale, non so. Tanto sono già arrivate sul posto le formazioni
di Napoli e di Trani, che ricordo scenderanno in campo subito dopo la fine di Foggia-Bari per il terzo quarto posto del tabellone scudetto. Intanto c'è pronto un cambio e Gurrieri, che prende il posto proprio di Posa. Dunque opera il secondo cambio mentre esce a braccio Posa. È pronto Gurrieri. Problema alla caviglia destra per il numero 16. Dicevo, sono pronte Napoli e Trani per il terzo e quarto posto del tabellone scudetto. Hanno perso rispettivamente contro Catania e Bergamo. Tanto può entrare Gurrieri. Secondo cambio speso da Bari. Tra l'altro un contrasto che è avvenuto successivamente al fallo subito da Mafucci, per cui Di Franco sta battendo questo calcio di punizione. Mafucci prova ad arrivare e non riesce. Michele Scianatico, poi il passaggio intercettato da Di Giulio. Di Franco, tutto questo quando sono passati i primi 10 minuti del secondo tempo. Palla che arriva facile facile dalle parti di Fino. Tolio fa arrivare il pallone Bonerba, poi Gurrieri, primo pallone della sua partita, prova ad andare da Rubini che vince un rimpallo, favorisce Cosimo Scianatico, poi palla giocata in verticale, ancora attacca sulla sinistra Bari, con questa giocata tentata a Rubini, l'intervento di Campanaro, palla in calcio d'angolo e Bari che sta cercando di farsi preferire anche per provare a sbloccare la partita. Allora, occhio alla battuta alla bandierina, sono in 5 per Bari in area di rigore, 2 al limite, pallone lungo, non può arrivare nessuno, sarà dunque rinvio dal fondo per Giordano e per Foggia. Cagnazzo batte corto sul compagno di reparto Campanaro che lancia di testa Marasciulo, ancora Campanaro, un'altra chance per giocare la sfera, lo fa verso Trinastic che tiene il pallone in campo, lancia in verticale, Mafucci posizione regolare, allora può scattare Mafucci davanti a Fino, Fino, miracolo ancora di Fino, calcio d'angolo, ma cosa ha preso qui Fino? È il terzo grande intervento del portiere barese nel primo tempo su Di Franco, in avvio di ripresa poi anche su Apicella, e occhio al tiro alla bandierina per Foggia. Pallone sul primo palo, rimane lì Mafucci, ma col tocco di mano e allora non vale. Punizione Foggia, che ha rischiato, punizione Bari ovviamente, ha rischiato, hanno rischiato i rossi di capitolare. Adesso arrivano in maniera un po' più copiosa le palle gol, sta per chiudersi il 13° della ripresa. C'è Facchini, tocco per Michele Scianatico, lo beffa nel rimpallo ma non riesce a gestire inizialmente il pallone Bruno, allora è ancora Bari in possesso con Tolio. Gurrieri vede il movimento sulla destra con la giocata da parte di Pirolo. Pirolo, serie di finte, resiste, va giù, non c'è nulla su Pirolo, l'attenzione a Mafucci, all'altra parte si è acceso Mafucci che accelera su Tolio, lo ferma Bonerba in calcio d'angolo. Adesso Mafucci potrebbe essere entrato in partita, anche se ha subito un lieve colpo il numero 9
Foggiano che si riprende. Occhio dalla bandierina allora, con Foggia che manda 5 saltatori, sono in 8 a difendersi invece in area per Bari. La battuta di Di Giulio, lunghissima. Prova a raggiungerla, riesce a raggiungerla Agostinelli, che è appena entrato in campo, maglia numero 33 per Agostinelli. Adesso vediamo chi è uscito. C'è ancora Di Franco. Tanto Mafucci fermato. Marasciulo non vince il rimpallo contro Di Franco, poi prova a girarsi, la mette in fallo laterale. Uscito Pastore con la maglia numero 30, è entrato Agostinelli col 33. Intanto cambio per Bari, entra Iovene con la maglia numero 10, esce Michele Scianatico, quindi rimane uno Scianatico solo, ovvero sia Cosimo, il numero 9. Qui intanto attenzione alla giocata con Foggia che non riesce a gestire. Palleggia Bari. Gurrieri. Qui subito messo in ritmo Iovene, fallo di Cagnazzo, si va subito a scusare con Cagnazzo. E punizione eseguita verso Campanaro, superata da 1 minuto e mezzo l'ora di gioco. Non si risolve l'enigma di questa finale, terzo e quarto posto del tabellone di Coppa Italia del campionato nazionale dottori commercialisti e esperti contabili, edizione 2026, qui dalla provincia di Bergamo, da Scanso Rosciate. Qui intanto Agostinelli con la palla che sembrava rimanere in campo per rimpallo sfavorevole per il numero 33. Qui sbaglia ancora Bari. Di Franco. Mafucci. Scodella, interviene Marasciulo. Iovene. Accelera Iovene. Iovene è arrivato ai 20 metri, lo ferma con ottima scelta di tempo Bruno. Trinasti. Agostinelli cerca Di Giulio che la tiene in campo, poi contrasto con Iovene che la riconquista. Gurrieri. Pirolo passa dal centro, attenzione alla conclusione caricata, ma sopra la traversa da parte di Rubini. Pallone giocato su Recchia. Cagnazzo.
Trinastic, pallone per Di Giulio, colpo di testa da parte di Bonerba, rimessa per Foggia, ancora con Trinastic alla battuta. Siamo nel 20° minuto del secondo tempo, ancora 0-0. Di Giulio, capito tutto e ha anticipato Rubini, poi Cagnazzo lungo di testa, intervento di Tolio, poi Pirolo inseguito da Bruno, trova lo scarico per Facchini, il quale alleggerisce per il suo portiere Fino, rilancio con Rubini che può controllare, fermato però in fallo laterale, intervento di Agostinelli. C'è cambio nel Foggia, ingresso di Bellusci, esce Di Giulio. Rimessa Bari col servizio verso Scianatico, dietro Napoletano carica il destro da dimenticare. Forza, dai, togliamo la palla a centrocampo, giochiamo. Napoletano, Urrieri, poi servizio a destra per Iovene. Iovene prova a puntare, mette in mezzo il pallone sul secondo palo, sponda a cercare Scianatico che non riesce a colpire, pallone che rimane lì, prova ad arrivare Iovene, salvataggio, poi conclusione sul fondo e qui Bari vicinissima al vantaggio. Veramente sfiorato il gol in 2 occasioni, prima con Iovene, poi si è visto bene con Gurrieri, ma qui riconquista ancora Bari. C'è l'avanzata ed il destro alle stelle. E il tentativo da parte di Rubini che sta provando a dare il suo contributo al suo ingresso dalla panchina. Qui intanto ancora palla recuperata, Rubini col tocco, Pirolo in area, Pirolo incrocia, miracolo di Giordano, calcio d'angolo per Bari. L'angolo, palla che spiove, colpo di testa di Rubini, fuori. Qui la pressione ai danni di Bruno che in qualche modo riesce a liberarsi della palla, Facchini fa scorrere e altro calcio in avanti dalle parti di Iovene, colpo di testa, Rubini, Pirolo si defila, poi gira attorno al pallone e evita l'intervento di Agostinelli, ancora Pirolo che allunga la falcata, resiste, poi palla in mezzo, doppia deviazione, sarà angolo secondo il direttore di gara, secondo me la toccata per ultimo Pirolo che è rimasto anche a terra.
C'è la battuta del calcio d'angolo, colpo di testa di Cagnazzo, poi un altro giocatore del Foggia a terra dopo il contrasto. Giochiamo la palla, non aspettiamo, giochiamo. Si tratta di Bruno, tanto cambio con Gravina, probabilmente prenderà il posto di Bruno. Problema al piede sinistro. Bruno si rialza per lasciare il campo. Resta Viscio in panchina per Foggia. E dunque inizia la partita anche per Gravina. Battuta lunga di Giordano, colpo di testa da parte di Tolio. Poi Napoletano, Scianatico cerca la sponda, la trova in un secondo tempo. Napoletano cerca Iovene, ha capito tutto, però Recchia. E allora sarà rimessa per Bari che continua ad attaccare. Ultimi 18 minuti e mezzo, poi recupero. Vedremo se la gara andrà oltre i 90 regolamentari. Recchia, la battuta su Mafucci. Altra rimessa per Foggia, sempre con Recchia. Cercato Bellusci, fermato da Napoletano. Poi insiste Foggia con questo lancio di testa Facchini. Per Bellusci anticipato, arriva Di Franco, dribbling. Di Franco cerca la giocata, viene toccato, calcio di punizione. Sulla palla c'è Di Franco, minuto 74, 4 in barriera per Bari, fischia l'arbitro, c'è anche Recchia che la tocca, Di Franco col tiro deviato, Fino in qualche modo la tiene lì. Ha fatto un po' col feto sospeso ai compagni perché non l'ha trattenuta subito. Facchini ordina lungo, Scianatico non riesce nella sponda, poi la palla arriva dalle parti di Giordano, quindi da portiere a portiere. Ultimi 16 più recupero. Qui di testa Tolio, poi tocco di Napoletano, per la prova a correre Rubini.
Rubini, tocco impreciso per Pirolo. Ora c'è l'avanzata e il lancio per Mafucci, posizione regolarissima di Mafucci, però arriva con calma fino. Qui sarà mosso ancora con i tempi giusti. Il numero 9 del Foggia, un'autentica spina nel fianco in fase di ripartenza. Marasciulo, lancio lungo, Trinastic di testa, fallo laterale, Bari. Rimessa lunga, pallone spazzato via. Poi altra giocata, in avanti, attenzione Rubini. Era in fuorigioco. Stanno guardando la partita con una certa curiosità Napoli e Trani. Ricordiamo, impegnate nella finalina terzo-quarto posto del tabellone scudetto. Rilancio di Giordano, arriva da Di Franco che però non controlla, allora Gurrieri. Pirolo, vediamo se prende campo il numero 4. Pirolo sterzata, Rubini, ancora Pirolo, arriva anche Gurrieri a supporto. Pirolo ancora. Serie di finte contro Tinastic, lo disorienta, poi crossa, deviato. Arriva, poi conclusione, respinta da Giordano. E poi Facchini non riesce a creare nulla. La mette in mano Giordano, che poi va da Apicella. Cagnazzo rischia sulla pressione di Rubini, poi spazza via Giordano. Marasciulo di testa direttamente in fallo laterale, non vuole rischiare il numero 3 di Bari. Rimessa dalle parti di Di Franco che può palleggiare con calma. Serve Recchia che va subito da Apicella. Apicella contro Facchini, prova a mettere il fisico il capitano Barese che interviene. Poi Tolio. Gurrieri dietro per Napoletano. Palla a scavalcare, colpo di testa di Pirolo dalle parti di Scianatico. Sponda per Rubini, corre davanti a lui Marasciulo, la palla però è centrale ed è sbagliata. Di Franco, Mafucci, posizione ancora regolare. Mafucci prova ad arrivare sul fondo, lo insegue Napoletano, Mafucci tira, ma tira fuori. C'è un cambio per Bari. Esce Capitan Facchini. Ingresso con la maglia numero 27 per Filograno. Adesso si abbassa a fare il terzino Gurrieri. Tanto Di Franco chiede lumi al direttore di gara che fischia per la ripresa del gioco dal fondo fino. Adesso gioca con una punta in più il Bari che la vuole vincere. Giocata di Rubini per la corsa, ma c'è l'appoggio indietro di testa di Trinastic per Giordano. E allora Recchia può correre in avanti, non può arrivare Bellusci. Con calma Tolio, poi Rubini. Rubini cerca di girarla, la palla però no, rimane in campo ma c'è Recchia. Recchia assorbe il primo contatto, non il secondo, si gioca per il vantaggio, c'è Bellusci che sbaglia.
Ma perché vuoi litigare? Mi fai capire? Perché vieni un attimo, perché vuoi litigare per forza con cazzo? Ma io sto passando il comizio, che vuoi? Io non ho dato niente a fare, ho chiamato solo la punizione, che cazzo vuoi? Oh, palla, oh! Ma che cazzo vuoi? Non so cosa mi Adesso, anche te! Basta, perché vuoi litigare? Qui un po' di chiarimenti col direttore di gara che richiama i due numeri 7. Qua, palla, qua! 5! Direttore di gara che placa gli animi. Andrea Currieri col fallo laterale. Riparte da Tolio, ultimi 10 minuti in corso, poi recupero e poi vedremo se ci sarà un appendice dopo. Palla in verticale, attenzione per la corsa di Marasciulo, anticipa Campanaro che però deve mettere in calcio d'angolo, allora torna a attaccare Bari. Pallone nel mucchio, smanaccia Giordano che subisce fallo. Apicella. Gravina. Indietro per Recchia. L'anticipo qui di Tolio che subisce inevitabilmente in maniera casuale lo sgambetto di Bellusci. Rimane a terra Tolio. Hai tutto? Si rialza il centrale difensivo di Foggia che va a battere la punizione, ultimi 8 più recupero. Qui Scianatico riesce con la sponda ma non trova compagni. Di Franco deve liberarsi del pallone, Scianatico glielo porta via, subentra Campanaro che la calcia addosso al numero 9 in maglia rossa che rimane contuso. Si è rialzato Scianatico, intanto si dissetano le due squadre, mancano 6 minuti e mezzo alla fine. Riprende il gioco con Recchia che va da Cagnazzo, lancio verso Mafucci e questa volta viene incontro, la palla passa in direzione di Agostinelli, lo ferma Bonerba, rimessa Foggia.
Rimessa Foggia dunque. Contrina Stick che passa per vie centrali, pallone allontanato da Marasciulo. Iovene, scavalcato Filograno, c'è Pirolo che la gioca a destra. Poi verticale a cercare Iovene, esce Giordano col tempo giusto. Con le mani Rubini, scavalcato Iovene, palla facile per Giordano, ultimi 5. E Giordano che la fa sua con calma prima di calciare lungo. Mafucci, scavalcato anche Tolio, prova ad arrivare Bellusci che lotta. Apicella, Gravina, Di Franco, scavalca verso Mafucci, fuori gioco del numero 9, questa volta colto in Castagna. Con calma Pirolo, Marasciulo, Filograno prova a farla passare per Pirolo che riesce anche ad autolanciarsi, arriva Cagnazzo ma va da solo Pirolo. Pirolo, uno sguardo in mezzo dove c'è la grande opportunità qui con Iovane che si è fatto ipnotizzare da Giordano. Ancora Bari, Rubini è al limite, calcia col destro, ribattuto, poi altra conclusione di Napoletano, fuori. Qui ha avuto praticamente un rigore in movimento Iovene, ma è stato super Giordano. Portieri che si stanno rivelando decisivi. Tanto Cagnazzo, colpo di testa, poi Pirolo. Pirolo prova ad entrare ancora in area di rigore, sempre Pirolo, uno sguardo in mezzo, la palla arriva, ma c'è Di Franco a chiudere su Scianatico, resiste al contatto, poi va giù, calcio d'angolo, che ha cercato il contatto Di Franco, non l'ha trovato, e allora corner per Bari, che adesso spinge per andarsela a prendere questo terzo posto. Pirolo dalla bandierina, adesso salgono in tanti, sono in 6 in area per Bari, tutta la squadra di Foggia tranne Mafucci in area. Pallone che spiove, colpo di testa di Tolio, sì, ha toccato lui per ultimo, e allora sarà rinvio dal fondo per Giordano, 2,5 più recupero. Regge il fortino foggiano, adesso il direttore di gara che segnala, sembrava segnalare i cambi, in realtà no. Gioca corto ancora Foggia, ora Cagnazzo, appoggio a Recchia, Apicella, Mafucci, sponda, poi palla giocata in avanti, Bellusci prova a tenerla, non ci riesce contro Bonerba. Filograno, cerca compagno a cui appoggiare, viene pressato, la tiene, va da Currieri. Napoletano, tocco vicino per Pirolo che adesso vuole la palla. Lancio in area, colpo di testa, questa volta sulla seconda c'è un giocatore di Foggia, ma ancora Bari in possesso. Rubini prova a prendere campo, ancora Rubini con il cross, Scianatico controlla, poi calcia Marasciulo ma è alto. Può andare ancora dal fondo, ancora corto Giordano su Cagnazzo, questa volta opta per il lancio Bonerba. Napoletano, poi Cagnazzo di testa, Marasciulo prova ad arrivare alla meglio qui Agostinelli, ma prima c'è stato il fallo. È rimasto a terra Marasciulo mentre Cagnazzo protesta, con il direttore di gara arriva al piccolo trotto anche Agostinelli che
sostiene di non aver commesso il fallo. In ogni caso punizione per Bari, ultimi 20 secondi, poi sarà recupero. Pronta alla battuta Rubini, che gioca corto su Napoletano. Marasciulo, Pirolo ancora largo a destra, passa per vie centrali, Iovene cerca la palla di ritorno per Pirolo, non la trova, e allora vediamo se c'è la ripartenza. 4 minuti di recupero, allora attenzione a Mafucci che è partito in posizione regolare. Mafucci fermato da Rubini. Marasciulo cerca la corsa di Pirolo che ancora una volta si propone. Pirolo fermato dall'ottimo intervento di Trinastic. Poi cerca anche di ripartire il numero 17, spallata regolare di Pirolo. Filograno la tiene, cerca compagni da servire, trova Pirolo, contatto, fallo di Cagnazzo. Questa è quella definitiva di Trama, hanno fatto qualche modifica. Okay. E allora vediamo questo calcio di punizione, perché a 3 minuti dalla fine potrebbe, chissà, saltare anche il banco, ma vediamo. Sulla palla Iovene e Rubini, un destro e un sinistro. Barriera foltissima per Foggia. Vediamo in quanti rimangono. Al momento ce ne sono 6 nei paraggi, rimangono in 5. Protegge tutto il primo palo Giordano. Filograno prova a mettersi davanti. È rimasto Rubini, Iovene rimane dietro, quindi Rubini alla battuta di questo calcio di punizione per Bari. Ultime indicazioni dell'arbitro, poi Rubini potrà calciare. C'è il fischio, parte Rubini, altissimo. E dunque sfuma questa opportunità per Bari. Questa volta va a lungo Giordano. Gurrieri, Rubini prova la giocata in mezzo a 2, 3 poi diventano troppi, perde palla Bari. Di Franco, fermato da Rubini in maniera regolare, poi non riesce a prenderla Scianatico, allora interviene Recchia per il rinvio di Giordano. In fuorigioco Mafucci, si gioca. Gravina, Agostinelli in avanti per Mafucci che si è buttato nello spazio, a vuoto in 2, poi Mafucci forse con una mano. C'è il fischio, c'è la punizione. Ultimo minuto di gioco appena partito. Marasciulo, Pirolo inseguito, spinto, punizione, fallo di Agostinelli. Sulla palla c'è Pirolo, potrebbe essere questa l'ultima occasione della partita. Vediamo se Bari eviterà i supplementari e chiuderà al terzo posto. Fischia l'arbitro, Pirolo prende la rincorsa, mette in mezzo, Giordano la fa sua. E per l'arbitro basta così. Non sono bastati 94 minuti ad assegnare il terzo posto di questa Coppa Italia. Si va ai supplementari.
Pronti a partire col supplementare, col primo supplementare tra Foggia e Bari. Non sono bastati, come dicevo prima, 94 minuti per assegnare questo terzo posto e quarto posto nel tabellone di Coppa Italia del campionato nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, edizione 2026. Qui da Scanso Rosciate, provincia di Bergamo, dove a seguire scenderanno in campo Napoli e Trani per la finale, terzo e quarto posto del tabellone scudetto. Qui intanto prova a partire Foggia con Di Franco, sgambetto di Napoletano, punizione. Agostinelli, Campanaro in avanti, anzi in realtà dall'altra parte dove c'è Recchia. Cagnazzo, Gravina in mezzo al campo a prendersi la palla, poi servizio largo a sinistra per Apicella, palla per Bellusci, posizione regolare, Bellusci in area, evita un avversario, Bellusci, la parata di Fino e poi si salva Bari. Opportunità dunque per Foggia di portarsi in vantaggio. Foggia che ha subito tanto nella parte finale della gara, negli ultimi 20 minuti, almeno 3 occasioni gigantesche per Bari, non si è sbloccato per il risultato. Era Bari che torna a farsi vivo. Tanto c'è un problema per Scianatico, già pronto al cambio Campanelli, maglia numero 15. Campanelli che si va a mettere in posizione di terzino. Torna in posizione più avanzata Gurrieri, intanto pallone restituito a Bari. Marasciulo, pallone per Iovene, ancora Marasciulo che lancia in avanti, scavalcato Campanaro, Filograno si inserisce, Filograno chiuso dall'ottimo intervento di Cagnazzo, che poi gioca con calma su Recchia. Qui è ottima anche la lettura da parte del capitano di Foggia. Ricordiamo che al termine dei supplementari e chissà anche dei rigori in campo Napoli e Trani, poi a cascata le due finalissime con anche il trasferimento, per carità, di pochi chilometri, ma pur sempre uno spostamento da Scanso Rosciate ad Alzano Lombardo, allo stadio Pigna. Bellusci in fuorigioco intanto. Ricordo le finali per i trofei. Finale Coppa Italia non prima delle 15 tra Palermo e Milano, a seguire finale scudetto 2026 del campionato Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e sarà la stessa dell'anno scorso, ovvero Bergamo contro Catania, con Bergamo che si vuole riprendere lo scudetto e Catania che lo vuole mantenere sulle sue maglie. Qui intanto rimessa per Bari. Rimessa con Iovene, poi Marasciulo prova ad andare sul fondo, c'è il tocco di Campanaro, angolo per Bari che torna a farsi vivo.
E c'è Pirolo alla battuta. Pirolo con la palla che spiove, colpo di testa, Giordano, bravissimo ancora una volta su Rubini, poi Iovene non riesce a ribadire. Che parata ancora Giordano. Allora riparte Foggia che si salva, viene tenuto ancora in piedi dal suo portiere. Di Franco, pressione individuale di Napoletano, poi pallone scaricato a destra per Campanaro, subito Trinastic, non semplice da controllare, ci riesce il numero 17 foggiano, poi Gravina, Cagnazzo, Recchia, subito lungolinea per la corsa di Apicella, verticale a cercare Bellusci, bravo Tolio. Poi Di Franco a recuperare. Di Franco a scavalcare, troppo lungo, anzi in realtà no, perché ha colpito l'arbitro, avevo perso di vista completamente la palla, perché ha colpito il direttore di gara. Apicella propone il cross, ma Fucci scavalcato, c'è Agostinelli che va a duellare con Marasciulo, rinvio da fondo. Marasciulo, Napoletano, non passa la palla per l'intervento di Gravina. Colpo di testa, poi Pirolo non riesce a far sponda per Filograno, altro colpo di testa di Rubini che favorisce però Apicella, pallone scodellato per Bellusci, il quale cerca di giocarlo, chiuso però da Bonerba in fallo laterale. Gravina riceve il fallo laterale, poi Apicella se la sistema per il cross, pallone che arriva ma Fucci controlla con un braccio. Fino batte corto con Bonerba che serve Marasciulo. Ancora scambiano Bonerba e Marasciulo, poi viene incontro Pirolo che si prende la palla, ancora Pirolo che aggamba come se fosse il primo minuto, allarga sulla destra con l'avanzata di Gurrieri, Rubini, ancora per il 20, si inserisce Gurrieri, poi tocco a cercare Iovene, chiude bene Trinastic, ma Fucci in fuorigioco. Marasciulo, palleggia Bari, Napoletano per Rubini, apertura per Pirolo, Pirolo prova a puntare, accelera, Pirolo va sul fondo, Pirolo la mette in mezzo, ancora la chiusura di un difensore foggiano, questa volta di Campanaro, poi fallo di Pirolo, punizione Foggia. Siamo al corso del 10° minuto. Trinastic qui cerca la giocata su Napoletano, lungolina a cercare Mafucci, però anticipa Bonerba che si rifugia da Fino.
Passaggio troppo forte qui di Fino, recupera Di Franco. Di Franco contro Rubini, passa Di Franco in qualche modo, ancora Di Franco, perde il pallone. Gurrieri, Rubini, poi il servizio, finisce il primo tempo supplementare. Saranno 2 tempi da 10. È tutto pronto allora per l'inizio del secondo supplementare. Si arriva a 20 e poi si capisce se si andrà ai calci di rigore oppure se basteranno questi 110 minuti per decretare la terza forza di questa Coppa Italia del campionato italiano 2026 dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Però a partire forte Bari, Filograno, Pirolo, Iovene cerca la sponda ma ancora Cagnazzo. Lancio per Apicella, intercetta Campanelli, poi Gurrieri, Rubini, Pirolo, sempre lui a prendersi il pallone. Pirolo, Filograno, sponda, ancora un anticipo. Marasciulo, Pirolo con il cross, Giordano. Palla lungolinea, Bellusci scavalcato, anticipato da Tolio. Rubini, Filograno, può avanzare,
Guarda, anche la porta la cerca, non la trova. Batterecchia. Pallone battuto lungo, ma ancora di Franco. Gurrieri. Iovene con la corsa di Rubini. Tocco largo Filograno, fuori gioco. Mafucci. Tolio ancora una volta la meglio, poi i due si strattonano. Fallo di Tolio secondo l'arbitro. Arbitro inflessibile. Recchia verso Apicella, anticipato dall'intervento di Rubini. Gurrieri. Sterza, cerca compagni, trova Napoletano. Piazza sempre la testa, poi va a lanciare. Filograno, sponda e questa volta riesce. Rubini. Avanza a ranghi quasi completi Bari. Rubini con la palla tra le linee, Pirolo in qualche modo trova Filograno. Filograno spalla alla porta, non trova compagni, scarica adesso indietro, conclusione di Rubini e palla che esce di poco, ma esce. Già battuto Giordano. Trinastic con calma. Cagnazzo. Apicella, fermato da Campanelli. Arriva Recchia per la battuta del fallo laterale. Avanzata di Gravina, poi fermato Bellusci che non sta riuscendo ad incidere. Gurrieri col fallo, eccolo, di Bellusci. Tolio, c'è spazio per Gurrieri, prova a prenderselo tutto, poi per via centrali Iovene. Marasciulo. Palla per Rubini, largo a destra, Pirolo anticipato da Recchia. Poi di testa Campanelli, di testa anche Napoletano che torna dal suo numero 15. Alza la testa, cerca il cross, c'è la sponda, poi Cagnazzo ancora. Anticipa e subisce fallo, giallo per Filograno. A terra Cagnazzo, autore di un'ottima partita al centro della sua retroguardia. Cagnazzo si rialza, batte la punizione che si deve ripetere. Battuta la punizione adesso, Cagnazzo, ultimi 4 minuti, anzi qualcosa in meno. Apicella.
lungolinea, cerca Mafucci anticipato per l'intervento di Bonerba. Arrivando anche il pallone con Apicella che lascia la battuta a Recchia. Recchia può battere, sembrava che la palla data da Apicella fosse una battuta, alla fine in qualche modo allontana la minaccia la difesa barese. Poi Filograno contro Cagnazzo, duello che si ripete. Poi bravo Filograno a gestire su Gurrieri. Napoletano allarga a sinistra, arriva Marasciulo. Rubini ancora a cercare Marasciulo. Si propone Iovene, cross ribattuto e altro pallone che si perde. (2:20) alla fine, forse ai calci di rigore. Rimessa per Gurrieri, scambio con Marasciulo. Gurrieri guarda l'area, alla cerca con il cross, pallone allontanato e allora può arrivare Apicella che spinge la ripartenza di Foggia, lungo a cercare Mafucci che ha ancora fiato per andare, lo ferma in qualche modo Bonerba. Poi ancora Mafucci contro Tolio, ennesimo duello, fallo di Tolio. Allora occhio a questa punizione per Foggia con Di Franco. Ha fischiato l'arbitro, Di Franco cerca la porta, trova lo stinco di Napoletano, la palla esce, fallo laterale per la squadra in maglia giallofluo a 1 minuto dallo scadere. Vediamo se arriva quello che potremmo definire l'effetto sorpresa, visto che ai punti probabilmente meriterebbe qualcosa in più Bari. Recchia con le mani, Mafucci la tiene, Tolio cerca di evitare il fallo ma al tempo stesso tiene lontano il numero 9 avversario, colpo di testa di Pirolo, poi la rigioca in avanti Trinastic direttamente dalle parti di Fino. Direttore di gara che inizia a guardare il cronometro mentre Di Franco recupera un altro pallone. Pirolo cerca e trova Marasciulo, vediamo se ha la forza per dare l'ultimo assalto Bari. Gurrieri, Pirolo cerca compagni ma l'arbitro fischia e allora saranno calci di rigore per decretare la terza e la quarta classificata di questo tabellone di Coppa Italia.
E dunque ci siamo, calci di rigore, mentre il direttore di gara dà le ultime indicazioni a Fino e a Giordano. È già pronto il primo rigore per Foggia, lo batterà Recchia. Manca il pallone che arriva adesso. Tanto riscaldamento per Napoli, che sta occupando l'altra metà campo per attivarsi in vista della gara contro Trani. Ma intanto vediamo chi arriva terzo e chi arriva quarto in questa Coppa Italia. Parte Recchia che batte Fino, un tiro, un gol per Foggia. Tanto ne approfitto per prendere nota dei titolari di Napoli, mentre si avvia sul dischetto Gurrieri. Gurrieri contro Giordano, primo rigore di Bari, Gurrieri sulla traversa. E dunque 1-0 dopo la prima serie per Foggia. E Gravina il secondo rigore per Foggia, segna Gravina, 2 tiri 2 gol. Adesso sul dischetto per il secondo rigore di Bari va Iovene contro Giordano. La rincorsa di Iovene, ci stava per arrivare Giordano, gran rigore di Iovene, 2 tiri e un gol per Bari che è sotto. Ora vediamo il terzo penalty per Foggia, lo batte Mafucci contro Fino, che in più occasioni durante la gara lo ha ipnotizzato. Rincorsa lunga per Mafucci e Fino si oppone. 3 tiri 2 gol per Bari. Scusate, per Foggia 3 tiri 2 gol. Adesso terzo tiro per Bari che può pareggiare con Napoletano. Napoletano contro Giordano. C'è il fischio dell'arbitro. Napoletano spiazza Giordano ed è parità dopo 3 tiri. Adesso si avvia Di Franco. Le squadre sono in campo da 2 ore e mezza. L'altra finalina sarebbe dovuta partire un'ora fa, quasi un'ora fa, 11:30. E Di Franco per il quarto rigore di Foggia, rete di Di Franco. Adesso va Tolio per il quarto rigore barese per mantenere la parità. Siamo stanchi.
Tolio contro Giordano, parata di Giordano e torna in vantaggio Foggia, che adesso ha il match point e ce l'ha sul piede del suo capitano Di Cagnazzo, che può regalare il terzo posto ai suoi. Cagnazzo contro Fino per chiudere la contesa e per dare il terzo posto a Foggia. Così è! Allora Foggia è terza in Coppa Italia. E allora prepariamoci a vivere a breve l'altra finalina terzo-quarto posto, ovvero sia quella per il campionato tra Napoli e Trani. A tra poco.